È il giorno più nero per il Veneto, 165 morti nel bollettino quotidiano, il dato peggiore dall'inizio dell'epidemia. Pesano anche i ritardi nel conteggio del weekend, ma la dinamica è chiara. La situazione è molto preoccupante perché il numero di contagi sale, in questo momento l'unica regione si comporta così, paghiamo il fatto di essere rimasti molto a lungo in fascia gialla. Il rischio è che questa progressione prenda un passo esponenziale. Assolutamente sì, questo ovviamente è molto preoccupante. Il Veneto è rimasto in zona gialla grazie alle grandi capacità del suo sistema sanitario. C'è un paradosso in questa situazione perché effettivamente le regioni che hanno un sistema sanitario forte e saldo possono tollerare dei livelli di contagio più alti. E ovviamente questo tollerare più contagi vuol dire anche avere più morti. Rispetto alla prima fase osserviamo sia un aumento degli interventi di soccorso, ma soprattutto un aumento della gravità dei pazienti soccorsi, perché l'epidemia è più diffusa e poi rispetto alla prima fase ci sono anche gli interventi per patologie ordinarie che nella prima fase venivano a mancare grazie al lockdown. Nelle residenze per anziani l'epidemia sta colpendo con una crudeltà incomparabile rispetto alla prima ondata. La differenza è 600 decessi nella prima ondata, siamo quasi a 2000 oggi e la situazione è destinata a crescere. Come si spiega questa differenza rispetto alla prima ondata? La prima ondata eravamo protetti dal lockdown. Avevamo noi che lavoriamo all'interno, che siamo il veicolo del contagio per i nostri anziani, avevamo una famiglia statica ed eravamo protetti dal lockdown.